Va ora in onda Zoom, il drive time in mezzo ai fatti con Antonino Danna. Buonasera Antonino, a te la linea. Scusa l'esordio alla Fonzarelli, cara Sveva. Intanto, amici e amici miei, ma non dall'avventura, buonasera, siete sulle magiche onde di Radio Libertà. Questo è Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Io sono Antonino Danna, questa è la puntata numero 995 di oggi, lunedì 12 di maggio dell'anno del Signore 2025. Ne mancano 5 per raggiungere quota 1000. Cominciamo subito la nostra trasmissione. Vi ricordo, date il sangue, in ospedale serve sempre, salverete vite umane, chi salva una vita umana salva il mondo intero. Secondo appello, radiolibertà.net, cliccate su Sostienici e poi abbonati, ma soprattutto ricordate una cosa: fesso chi non lo legge, perché vi perdete un bellissimo quotidiano online nel quale trovate liberamente il direttore responsabile Giovanni Sallusti, gli autodafè di Giulio Cainarca, la rassegna stampa di Semi Varin che io sto sostituendo e molto altro ancora. Sveva, buon lavoro anche a te, e adesso, se sei pronta, diritto e rovescio con lui, l'implacabile Pierluigi Magnaschi, il direttore di Italia Oggi. Vai pure. La nomina del nuovo Papa, che ha assunto il nome di Leone XIV, è stata molto rapida, essendo bastate 4 votazioni. Papa Prevost infatti ha raccolto subito i consensi dei suoi colleghi in conclave. La sua è esistenzialmente e culturalmente una figura multinazionale o globale, come si preferisce dire adesso. In questo il suo è un ritorno alle origini. San Pietro, il primo dei papi, era un ebreo che aveva deciso di risiedere a Roma proprio per poter parlare al mondo intero di allora. Leone XIV è una figura, è un papa multinazionale, essendo figlio di un papà franco-italiano e di una madre spagnola. È nato e cresciuto negli Stati Uniti, ha studiato nelle grandi università vaticane, ha esercitato a lungo la sua missione in America Latina. È laureato in matematica, ma non è un politico, un economista o un filosofo. Conosce queste materie, ma non ne è prigioniero. La sua missione, lo ha detto lui stesso, è proseguire la missione di San Pietro, che ha diffuso Cristo nel mondo e ha parlato alle coscienze della gente. Di economisti o di politici ce ne sono già tanti e sbagliano già tanto per conto loro. La missione di un papa è un'altra, ed è a questa che Leone XIV si vuole uniformare. Come sempre implacabile Pierluigi Magnaschi con il suo diritto e rovescio
alle 18, 20 minuti e 41 secondi sulle magiche onde di Radio Libertà. Noi andiamo avanti con la nostra trasmissione, nel frattempo aspettiamo di entrare in comunicazione con l'onorevole e con la senatrice Mara Bizzotto, parleremo del declassamento del lupo, tema che sta mandando abbondantemente in fibrillazione i nostri ascoltatori in questo periodo. Stamattina c'è stato un po' di maretta, se vogliamo, nel corso della rassegna stampa. Nel frattempo diamo un'occhiatina alle agenzie, in particolare vediamo che cosa c'è sull'ANSA a quest'ora della sera. Medio Oriente, Hamas consegna il rapito USA ma chiede negoziati seri per il rilascio di altri ostaggi. L'inviato speciale Witkoff accoglie Aidan Alexander che in seguito incontrerà Trump a Doha. Il movimento islamico conferma la volontà di avviare negoziati per un cessate il fuoco. Antonino, scusami se ti interrompo. Sì? La senatrice è in linea e in attesa. E allora sigla. Qui Parlamento. Senatrice, buonasera, bentornata e bentrovata. E allora, stasera parliamo di lupi. Sì, buonasera a tutti, parliamo di lupi e di una modifica della direttiva Habitat tanto attesa da allevatori ma anche da imprenditori della montagna e da tanti nostri sindaci. È una battaglia che la Lega porta avanti da anni, ma veramente tanti anni. Io, come qualcuno di voi saprà, sono stata anche al Parlamento europeo e già lì avevo iniziato la battaglia per appunto ridurre la protezione del lupo, perché purtroppo nelle nostre montagne i lupi hanno predato migliaia di capi, quindi vitelli, capre, pecore, ma anche animali domestici. Quindi la situazione ormai da anni è insostenibile, talmente insostenibile che molte delle nostre malghe sono state abbandonate da tanti allevatori, anche giovani allevatori, perché era impossibile allevare il bestiame in montagna, perché ogni estate venivano attaccati da questi lupi. Quindi finalmente dopo tanta insistenza, io stesso al Parlamento europeo portai un dossier fotografico nel 2018, quindi tanti anni fa, al commissario europeo con la foto di 227 animali sbranati in solo 2 regioni, il Veneto e il Friuli, ma era solo una sintesi di quello che era successo, di quello che poi purtroppo si è verificato ancora. Ecco. Quindi finalmente c'è questa riduzione della protezione del lupo approvata al Parlamento europeo. Cosa succede? Succede che ora gli Stati membri, quindi l'Italia, mi auguro prima possibile e cercherò in quanto senatrice ora di sollecitare il governo a farlo veramente in tempi veloci, perché insomma la stagione estiva si sta avvicinando, quindi le malghe dovrebbero ripopolarsi di animali e di tanti allevatori, di appunto approvare questo piano nazionale di gestione concordato con le regioni per finalmente limitare il numero eccessivo di lupi. Si calcola che solo nel nord Italia sono stati censiti 1000 lupi, che sono degli animali bellissimi, ma quando si avvicinano alle malghe e spesso anche alle città, perché io abito, come qualcuno di voi sa, in provincia di Vicenza, a Marozzo, è una bellissima cittadina della provincia di Vicenza, i lupi sono arrivati a 200 metri dalla piazza principale, la piazza degli Scacchi, quindi capite che c'è un pericolo anche di aggressione e un pericolo anche per gli uomini, quindi è ovvio che bisogna agire, quindi va ribadito che non si tratta di cacciare il lupo, ma semplicemente di fare dei piani di gestione, capire dove i lupi sono aggressivi e pericolosi e, se necessario, insomma, procedere attraverso ovviamente le guardie forestali a abbattimenti selettivi per limitare i danni alle nostre economie, che sono veramente tanti. Certamente.
Senatrice, lei ha già ricevuto qualche commento da parte dei suoi elettori? Come è stata presa questa decisione? Allora, io ho sentito anche questa mattina una giovane Malgara, si chiama Lara, che ha detto fate presto. Semplicemente fate presto, perché sarà l'ultima estate che salirò ad Asiago ad aprire la malga, perché l'anno scorso ho dovuto chiudere prima proprio per il problema del lupo, quindi ci hanno chiesto di fare prima possibile questo piano nazionale di gestione che spetta al ministro Picchetto Frattin, e fortunatamente so che i nostri assessori regionali, da Corazzari di Veneto a Stefano Zanieri del Friuli Venezia Giulia, si stanno muovendo proprio per sollecitare e concordare con il Ministero l'attuazione di questa direttiva. Quindi c'è attesa e c'è anche un sospiro di sollievo. Dico la verità, però temono che i tempi siano lunghi, ancora troppo lunghi, e che anche la futura stagione estiva venga messa in discussione dal fatto che non si possono attuare questo censimento e quindi eventualmente stoppare questi animali pericolosi. Io ho cercato di tranquillizzarli, già in settimana mi muoverò proprio per capire se si riuscirà ad attuare questo recepimento della direttiva, in modo finalmente di dare un po' di sicurezza a chi ha investito nelle nostre montagne, sapendo quanto importante sia il presidio degli allevatori e degli agricoltori nelle nostre montagne, perché se chiudono le malghe nessuno avrà cura della montagna, nessuno avrà cura dell'ambiente delle nostre splendide montagne, e diventa un pericolo non solo per la montagna ma anche per la pianura. Quindi è un aiuto doveroso che diamo, perché sono degli imprenditori coraggiosi, ma diciamo che lo facciamo anche per tutelare i territori di pianura, perché se le montagne sono abbandonate, si spopolano, è un guaio per tutta la pianura e per tutta l'Italia. Quindi vediamo di attivarsi ancora di più per sollecitare appunto questa attuazione di questi piani, perché non c'è più tempo da perdere. Ecco, siamo sollecitati continuamente. La settimana scorsa si sono mossi alcuni sindaci della pianura sollecitando l'intervento del prefetto di Vicenza, perché sono stati segnalati troppi casi di animali in pianura, quindi non in contesti di montagne. I lupi, ovviamente, è successo un caso nelle colline di Bassano, che ha aggredito un cane di una famiglia, quindi non si trattava di montagna ma di una collina. Quindi capite che c'è il rischio, il pericolo che il lupo, che evidentemente non ha più paura di nessuno, aggredisca prima l'animale e poi l'uomo. Quindi c'è anche una necessità di intervenire per la sicurezza dei nostri cittadini, quindi non c'è più tempo da perdere. E fortunatamente l'Europa, con i tempi europei che sappiamo sono sempre troppo lunghi, ha recepito questa modifica, e adesso il Ministero deve attivarsi perché tutto questo recepimento di questa direttiva avvenga in tempi velocissimi, proprio per non compromettere ulteriormente e fare altri danni, perché veramente sono troppi, non riusciranno a reggere altre aggressioni o altre perdite di animali, perché me lo hanno detto chiaramente, ce l'hanno detto chiaramente, non riescono più a sopportare altre perdite animali. Già è complicato fare l'imprenditore, farlo in montagna, l'imprenditore agricolo, fare l'allevatore in montagna è un'impresa, sono degli eroi, ma anche gli eroi a volte non hanno armi per combattere, quindi dobbiamo aiutarli per forza. Molto bene, allora grazie del suo tempo e ci risentiremo presto. Grazie. Speriamo che tutto venga risolto, che ci siano delle buone novità su questo. Grazie a voi. Grazie. Di nuovo. Buona serata. Buona giornata.
E allora noi chiudiamo qui e passiamo a John Lennon, Woman del 1980, tra poco. Qui Parlamento. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Woman, I can hardly express one. After all, I'm forever in your debt. And woman, I will try to express my inner feeling and thankfulness for showing me the meaning of success. Well, well. Do-do-do-do-do. Well, well. Do-do-do-do-do. Woman, I know you understand the little child inside the man. Please remember, my life is in your hands. And woman, hold me close to your heart. However distant, don't keep us apart. After all, it is written in the stars. Well, well. Do-do-do-do-do. Well, well. Do-do-do-do-do. Woman, please let me explain. I never meant to cause you sorrow or pain. So let me tell you again and again and again. I love you. Yeah, yeah. Now and forever. Di nuovo a te la linea, Antonino. Grazie cara Sveva, questo era John Lennon con Woman del 1980, sono le 18:34 minuti e 10 secondi qui sulle magiche onde di Radio Libertà per Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Allora, abbiamo qualche minuto ancora, vi dicevo appunto l'ANSA. Hamas consegna il rapito USA ma chiede negoziati seri per il rilascio di altri ostaggi. Inviato speciale Witkoff accoglie Aidan Alexander che in seguito incontrerà Trump a Doha. Il movimento islamico conferma la volontà di avviare negoziati per un cessate il fuoco. L'amministrazione USA prosegue gli sforzi per far finire la guerra. Ancora il tennis, Sinner batte De Jong, va agli ottavi. Il vertice Italia-Grecia, Meloni, aspettiamo una risposta russa sulla tregua, Mosca è responsabile della guerra. Il Vaticano, il Papa incontra i giornalisti, siate operatori di pace. Telefonata con Zelensky che lo ha invitato a Kiev. La sanità, in Italia 400.000 infermieri, ne mancano almeno 65.000, Schillaci, infermieri centrali, in un paese sempre più anziano, OMS nel mondo, ne mancano quasi 6 milioni. Mia Martini, 30 anni dalla morte, esce alla raccolta Tarab con brani inediti e interpretazioni alternative dei successi. Ci manchi Mimì. L'eccellenza pediatrica,
dai trapianti alle CAR-T, l'ospedale Bambin Gesù compie 40 anni, la sentenza, processo gasdotto TAP, tutti assolti i vertici e le società, e infine l'inchiesta per corruzione, chiesto il giudizio per il sindaco Brugnaro. Andiamo a vedere un po' anche l'ADN Cronos, vediamo che cosa ci racconta l'ADN a quest'ora della sera. Anche qui si parla di Idan Alexander, poi Ucraina-Russia, inaccettabile l'ultimatum sulla tregua, Trump potrei andare al vertice in Turchia, Brasile, sarà Ancelotti il nuovo CT, momento epocale, l'ex tecnico di Milan e Real Madrid guiderà la nazionale verde oro dal 26 maggio, Roma, crolla solaio in cantiere edile a Marino, feriti 6 operai, Roma, trentenne accoltellato trovato in strada, è grave, l'uomo è stato trovato riverso a terra in via di Tor San Giovanni nella zona di Fidene. Masini, Mia Martini 30 anni fa venne messa alla gogna, oggi è più facile parlarne. Ancora la Meloni vede il premier greco Mitsotakis e dice aspettiamo una chiara risposta della Russia sulla tregua. Referendum, il mal di quorum dei quesiti, da 30 anni solo una volta raggiunta la soglia, nel 95 al voto il 50%, poi mai più fino al 2022 con l'eccezione del 2011. Infine Trump ridurrò i prezzi dei farmaci fino all'80%, vedremo come farà. Resta il fatto che naturalmente sì, lui riduce anche il prezzo dei farmaci, ma la sanità te la devi pagare da solo. Bannon straparla, elezione del Papa truccata, Leone XIV anti-Trump, parole di Steve Bannon, uno che ormai rappresenta soltanto se stesso. E va bene, direi che abbiamo raccontato più o meno tutto quello che c'era da dire alle 18:37 minuti e 50 secondi. Perché abbiamo messo Woman di John Lennon? Perché molto semplicemente adesso parliamo di donne, parliamo del loro ruolo nella società, soprattutto di giovani donne, come si presentano al mondo, come lo vedono, se è difficile essere una donna, una giovane donna nella società di oggi. In questa trasmissione vi abbiamo spesso raccontato le imprese del cantiere delle donne, questa realtà formata da Micaela Faggiani, Lisa De Rossi e altre colleghe, in quel del Veneto 5 anni fa. E questa meritoria realtà è diventata uno spazio con migliaia e migliaia di iscritte, che è un'area di pensiero, è un'area di incontro, è un'area di aiuto, è un'area di riflessione sul ruolo della donna in questa società. Bene, adesso il cantiere delle donne si allarga, diventa cantiere delle donne young, cioè aperto alle giovani donne, e io ho avuto il piacere di parlare con chi animerà questa realtà dal 15 di maggio in poi, Marianna Utmache, e in particolare sentite un po' che cosa ci siamo detti questa sera. Vai pure, Sveva. E allora io questa sera ho il piacere di farvi conoscere una nuova gradita ospite di questa trasmissione. Si chiama Marianna Umace, che spero di aver pronunciato a dovere il suo cognome, ed è una neolaureata, tra l'altro con una tesi triennale che ha appena discusso nell'anno accademico 2023-24 su sex work e vittime di tratta, analisi globale e risoluzioni locali, ed è una tesi che ha fatto per la facoltà di scienze politiche, relazioni internazionali e diritti umani. Quindi intanto congratulazioni e complimenti. La seconda cosa, grazie Marianna. La seconda cosa che diciamo fa parte di questa nostra conversazione è che Marianna si occuperà e si occupa già del cantiere delle donne young. Noi abbiamo raccontato la nascita del cantiere delle donne in questo nostro programma, ma anche su questa radio, nata dall'idea di Micaela Faggiani, Lisa De Rossi e altre colleghe che hanno deciso qualche anno fa di mettersi tutte assieme e di costruire un luogo di riflessione e, diciamo così, di dibattito per le donne
in un momento certamente non facile come congiuntura storica e soprattutto per i problemi che sono legati al mondo femminile in questo momento. L'esempio più eclatante lo abbiamo nel femminicidio di appena venerdì scorso, Emanuele De Maria, che ha ben pensato, si fa per dire, di uccidersi buttandosi dal Duomo di Milano dopo aver ammazzato la sua amante e dopo aver tentato di uccidere un suo collega che aveva rivelato appunto alla povera Ciamila guarda che questo qua entra ed esce dal carcere perché alcuni anni fa ha ucciso un'altra povera ragazza di origini tunisine che avrà 23 anni per sempre. Ecco, potete capire che quindi la nostra conversazione non è la semplice presentazione di un'iniziativa, ma è qualcosa di più. Intanto Marianna, come mai ha deciso di entrare nel cantiere delle donne Young? Ben trovata. Grazie Antonino. Dunque, il cantiere delle donne Young nasce dal desiderio di portare lo spirito del cantiere delle donne senior, come diciamo noi per scherzare, anche tra le nuove generazioni, con dei linguaggi e delle modalità più vicine a chi ha un'età tra i 18 e i 30-35 anni. È un luogo in cui uno spazio di ascolto, di confronto e creazione pensato da e per le giovani donne. È un posto in cui ci si può mettere in discussione ma anche sentirsi al sicuro. Io personalmente sono entrata in primis in contatto con il cantiere delle donne senior, come dicevo, proprio per uno stage universitario e poi ho proseguito la mia esperienza con loro perché ho trovato una realtà vivace, ricca di stimoli e sicuramente molto, molto interessante da vivere. Il cantiere delle donne Young e in realtà il cantiere delle donne non si occupa direttamente di violenza contro le donne, piuttosto fa eventi di sensibilizzazione e informazione e proprio di recente abbiamo concluso un progetto che si chiamava Scarpette Rosse, attraverso cui abbiamo raccolto dei fondi per una casa rifugio con il gruppo Polis, la cooperativa Iside. E, infatti il nostro spirito è proprio questo, quello di condividere esperienze, costruire reti di sorellanza e un pensiero critico, anche vista l'ottica, anche vista l'epoca in cui viviamo, in cui, come diceva giustamente anche lei, purtroppo il tema del femminicidio è all'ordine del giorno. Ecco, a maggior ragione, che vuol dire essere una giovane donna oggi? Perché se lo chiedo a Michaela Faggiani, chiaramente lei lo vede, diciamo così, lo vede con una generazione di differenza rispetto a lei, perché più o meno aveva la sua età negli anni 90. Ecco, alla fine degli anni 90. A maggior ragione le chiedo, quali sono le sfide per voi giovani donne oggi? Dunque, oggi essere una giovane donna significa abitare un mondo complesso, significa crescere in un mondo che ti chiede sempre di essere forte ma anche docile, ambiziosa ma mai troppo libera e sempre controllata. Significa saper stare in equilibrio tra le aspettative sociali, le pressioni estetiche, la precarietà economica che conosciamo molto bene, i desideri personali e tanti sogni che spesso ci fanno sembrare anche fuori misura, troppo ambiziosi, ecco. Significa però anche essere parte di una generazione che vuole rompere il silenzio, che è quella di cui sento di far parte anche io, essendo appunto una 24enne, che parla del proprio corpo, di consenso, di salute mentale, di amore positivo e sano e di libertà narrate attraverso nuove parole. E secondo me la mia generazione infatti non accetta il cosiddetto si è sempre fatto così e cerca infatti degli spazi autentici di sorellanza che vogliano riscrivere le regole e non solo adattarsi a quelle esistenti. Ecco, questa è una bella idea, riscrivere le regole. Soprattutto dove sono più urgenti queste regole? Sicuramente in più contesti, sicuramente perché spazia dall'ambito personale, le relazioni che vediamo essere spesso ragione di controversia, che portano a situazioni di disparità, che poi spesso e volentieri sfociano in situazioni di violenza, ma anche nel mondo del lavoro. Infatti moltissime donne devono fare delle rinunce per poter bilanciare quella che è la vita privata con quella lavorativa. Rinunciare a delle cariche professionali per poter venire incontro ai bisogni della famiglia. Quindi insomma è una rivoluzione che va fatta a tutto tondo, a 360 gradi, chiaramente partendo dal basso e dai bisogni primari, banalmente anche piccole cose come l'IVA sui
i beni di prima necessità che possono essere utili a una giovane donna o una donna in generale nell'arco della vita, quali gli assorbenti, oppure ad esempio i beni per i neonati, i piccoli bimbi, insomma sappiamo che sono tassati a un certo livello, si potrebbe partire già da questo. Ecco, mi sembra già un buon inizio. Ma non c'è soltanto questo, ecco appunto, le donne vengono anche sfruttate, vendute, scambiate. Possiamo dire tranquillamente che esiste una vera e propria tratta delle donne che finiscono nella prostituzione, oppure donne che finiscono nello sfruttamento lavorativo. Penso a chi, finisce a lavorare per pochi euro di lavoro, per pochi euro di paga al giorno, senza alcun diritto, senza niente, con il caporalato. Penso a tutti i problemi che sono legati appunto alle donne che sono anche madri, cui accennava lei. Ecco, cosa si può fare per questo? Sicuramente, come diceva anche lei, sia in Italia che nel mondo moltissime donne sono ancora sfruttate. Ci sono contesti diversi ma con delle radici comuni, ecco, le disuguaglianze di potere, il sessismo strutturale, un sistema economico che spesso tratta i corpi femminili come beni da usare, come diceva lei, da controllare o da vendere attraverso la prostituzione che non sempre ma spesso e volentieri è forzata e non volontaria, e appunto è una questione molto molto delicata. In questi contesti le donne sono spesso coinvolte in dinamiche di violenza, di coercizione, povertà, migrazione forzata. Non è un caso poi che abbiano spesso alle spalle storie di abuso, di marginalità sociale, anche di immigrazione. Spesso purtroppo però ci troviamo anche noi, sbagliamo a giudicare queste persone, le colpevolizziamo, le ignoriamo, sembra sempre che sia una situazione in cui si trovano per loro volontà, ecco, senza volerli venire incontro e capire come poter risolvere la questione. Marianna, ma per dirla con la saga di Millennium di Stieg Larsson, questa è una società di uomini che odiano le donne? Guardi, a me piace pensare che non sia così. Io sono dell'idea che purtroppo sicuramente le donne non siano favorite, ecco. Di certo non è una vita a colori, una vita rosa e fiori. Sicuramente è necessario ed è importante ogni giorno combattere perché ci sia una parità effettiva tra i due sessi, però mi piace pensare che gli uomini non odino le donne, quantomeno mi auspico che non sia così, proprio in ragione del fatto che come dire, una parità sarebbe molto utile e positiva e favorevole per ambo i sessi, perché insomma, diciamocelo, il patriarcato è tanto dannoso per le donne quanto per gli uomini. Pensiamo a tutte le aspettative sociali che ci sono sia da una parte che dall'altra, disparità di responsabilità in tutti gli ambiti. Io mi auguro che andremo sempre più verso una società inclusiva che favorisca entrambi allo stesso modo. Per questo chiaramente è necessario che da entrambe le parti si facciano dei passi avanti, perché io vedo tutti i giorni donne che combattono per poter portare avanti queste idee e questo pensiero, però sarebbe giusto che anche chi dall'altra parte sa che spesso si trova in una posizione di privilegio ci venga incontro e combatta una battaglia che possa essere utile per tutte e tutti, ecco. Senta, lei si affaccia alla vita in questi anni. Quanto le è già toccato sperimentare comunque la differenza di trattamento che viene riservata a uomini e donne in questa società? Soprattutto, che cos'è il patriarcato per lei? Cosa è patriarcale? Guardi, io posso ritenermi fortunata, lo dico perché sono una persona che ha sempre avuto accesso a tutto quello che io penso sia necessario per poter essere indipendenti, sia a livello fisico, economico che di pensiero, perché sono una persona in salute, nata dalla parte, come dire, fortunata del mondo, ho sempre avuto accesso a un'istruzione, alla salute, a varie possibilità che mi hanno permesso di diventare quella che sono, e sicuramente mi sono dovuta scontrare, volente o nolente, nel corso della mia crescita e ancora breve vita, nel senso che sono ancora molto giovane, per mia fortuna con poche situazioni di questo tipo, però anche piccole cose, piccole micropressioni quotidiane possono a lungo andare o essere per qualcuno di magari più fragile, più sensibile, essere dannose. Penso al catcalling, i fischi per strada, i commenti e i complimenti indesiderati, non voluti, non richiesti.
piccole cose che però a lungo andare e fanno comunque, sono piccole schegge, ecco, che feriscono quotidianamente. Io per fortuna mi sono scontrata soltanto con questo tipo di cose al momento, perché ho sempre vissuto in un contesto, come dicevo, privilegiato. Per quanto riguarda il patriarcato, purtroppo ne è intriso la nostra società, un sistema sociale, culturale e sicuramente economico che è concentrato nelle mani degli uomini. Purtroppo chiaramente parliamo di, insomma, tutto ciò che è considerato maschile viene considerato normale, forte, universale, quello che è femminile è spesso svalutato, marginalizzato, ridotto a un ruolo secondario. Mi viene in mente un esempio banale: le donne, le madri che non restano a casa per poter proseguire la loro carriera lavorativa, spesso sono indicate come madri che non si interessano sufficientemente della famiglia, anzi forse si fanno distrarre, non sono buone madri, ecco, mentre invece i padri che decidono di dedicare del tempo alla propria famiglia sono bravi. Perché non c'è una parità? Perché entrambi i genitori, quando scelgono di dedicare più tempo al lavoro o alla famiglia, non sono visti in modo egualitario. Il patriarcato vive infatti nei gesti quotidiani, nel linguaggio, nei media, nell'educazione. Sta nel fatto che una donna guadagna di meno rispetto a un uomo svolgendo la stessa mansione. Una ragazza viene giudicata per il modo in cui si veste e un ragazzo invece no. La cura dei figli o degli anziani, come dicevamo, viene spesso indicata come un dovere femminile, ecco. E l'autorevolezza delle donne viene spesso percepita come arroganza o antipatia. Ma volessimo citare il cosiddetto soffitto di cristallo che molte donne hanno coraggiosamente e autenticamente sfondato. Solo questo concetto sarebbe bello non esistesse nemmeno, non fosse necessario, ecco. Voglio farle una domanda provocatoria. Se questo per lei è patriarcato, allora il modo in cui tante nuove italiane che vivono in famiglie islamiche vengono trattate cos'è? Penso al caso di Ina Salem, per esempio, ma penso anche a tutte quelle donne che vanno davanti ai sindaci per ricevere la cittadinanza italiana e non sanno spiccicare una parola di italiano perché stanno sempre chiuse in casa sotto la vigilanza del marito e non hanno alcun diritto rispetto al marito, o comunque hanno ben pochi diritti rispetto al marito. Vedasi la loro testimonianza, per esempio, vale la metà di quella di un uomo, non hanno il diritto di divorziare e così via. Questo cos'è? Perché questo accade anche in Italia. Sì. Beh, guardi, allora, io sono dell'idea che le donne musulmane, ecco, le donne, come diceva lei, di religione musulmana, islamica, non sono un blocco unico, ecco, non possono essere prese come categoria. Sono diverse per età, classe sociale, provenienza, interpretazione della propria religione ed esperienze personali. E si rischia di cancellare questa pluralità parlando di donne musulmane come categoria generica. Sicuramente una religione è una religione diversa da quella a cui siamo abituati, ecco, forse per questo ci sembra così lontana, così opprimente, ma io personalmente sono dell'idea che non sempre comunque sia da ricondurre a qualcosa di forzato, di obbligatorio. Si parlava prima anche soltanto il concetto di scegliere o meno di portare il velo, spesso è una scelta. Sicuramente ci sono dei casi di costrizione, non sto dicendo che sia tutto, perché ovviamente non è tutto oro ciò che luccica, sicuramente ci sono dei casi in cui è forzato e non è una scelta autentica, autonoma, però non si può generalizzare, ecco, io sono di quest'idea, non è qualcosa che si possa fare così. Ci sono moltissime femministe musulmane, teologhe, attiviste, artiste che ripensano alla loro tradizione da dentro, facendo emergere delle letture emancipative e radicali. Sarebbe giusto ascoltare queste donne, queste personalità, per poter uscire da questo pregiudizio e riconoscere la loro autonomia e soprattutto evitare di parlare per loro. Io sono felice di condividere la mia opinione al riguardo, però insomma non voglio farmi portatrice di una personalità che non conosco personalmente, ecco. Capisco. Senta, per giungere un po' alla conclusione di questa nostra chiacchierata e ringraziandola del suo tempo, quali sono ora i suoi prossimi impegni? Quando è che presenterete il cantiere Junior, o meglio il cantiere Young?
Dunque, giovedì 15 maggio alle ore 18 ci sarà un evento presso Casa della Rampa a Padova, in via Arco Vallaresso 32, in cui parleremo proprio di giovani donne e lavoro. Sarà un dialogo intergenerazionale anche con le socie che fanno parte del cantiere delle donne senior, come dicevamo, in cui potrebbe essere un primo momento conoscitivo in cui scambiare opinioni, ascoltarsi e confrontarsi sul tema del lavoro, che sappiamo quanto sia pervasivo nella vita di una persona, a prescindere dal sesso. Ecco. Potete trovarci sui nostri canali social, Cantiere delle Donne, abbiamo un sito e potete contattarci in ogni momento. Noi siamo basate nella città di Padova, ma la nostra è una realtà che fortunatamente si estende in tutto il Veneto e non. Abbiamo anche una community molto forte su Facebook, quindi insomma non esitate a scriverci, ecco. Senta, per concludere, che vuol dire essere una donna? Non è una domanda semplice. Essere una donna significa essere più cose, insomma, essere una personalità che si divide in molte sfaccettature. Significa vivere una realtà complessa, come dicevamo prima, fatta di sfumature, di lotte e di risorse. È una categoria di persone che ha dovuto e continua a lottare per degli spazi di libertà, per le pari opportunità, per dell'autodeterminazione. È un'esperienza che può sicuramente variare enormemente a seconda del contesto sociale, culturale, politico e storico in cui si vive. In alcune parti del mondo sicuramente significa affrontare discriminazioni sistemiche legate al lavoro, salute, educazione. In altre potrebbe voler dire, come mi auguro che sia per chi ci ascolta, essere parte di un movimento di emancipazione e di sfida ai ruoli tradizionali che ci impone la società. È anche vivere una relazione con gli altri, con le altre donne in primis, per creare quella solidarietà, quella sorellanza di cui spesso si parla, ma anche in relazione con gli uomini e con il mondo intero, dove le dinamiche di potere e di riconoscimento d'amore si intrecciano costantemente. Io penso che essere una donna in sé sia anche un atto di resistenza quotidiano contro le aspettative, gli stereotipi, contro chi tenta di limitare la nostra voce o il nostro corpo. È anche un atto di creazione sicuramente di nuovi significati, nuovi spazi, nuove possibilità. Come dicevamo prima, nuove narrazioni. Sì, dicevamo che è anche un cambiamento e una sfida costante alle narrazioni. E per concludere, io direi che essere una donna significa essere in continuo movimento di evoluzione tra difficoltà, conquiste, ferite, resilienza, lotta e amore. Grazie. E allora che sia una lotta con amore. Grazie ancora. Grazie a lei, Antonino. Alla prossima. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il 26 d'agosto, in una notte scura, hanno trovato un corpo la squadra di questura. Hanno trovato un morto con 3 pugnali nel petto, e quel corpo era quello della Rosetta. Hanno ucciso un angelo di nome la Rosetta, era di Piazza Vetra, batte alla colonnetta. Vicino c'è il questore con quella faccia nera, con tutti gli agenti, ma l'assassino
chi ha ucciso la Rosetta non è della Ligera, forse viene da Napoli, è della mano nera. Antonino, di nuovo a te la linea. Grazie Sveva, questi erano Milli e Fiorenzo Carpi con La povera Rosetta del 1968. Sì, tra una decina di minuti arriva Carla De Bernardi, stasera si parla di Sant'Agostino e Sant'Ambrogio a Milano, si parla del battistero del Duomo di Milano che è stato scoperto grazie alla costruzione della metropolitana, per cui avremo molto da raccontarvi stasera, restate con noi. 0292947222 se volete essere dei nostri, ma credo ci sia già una telefonata. Pronto, chi è là? Eccomi, Michele Caruso. Uela Michele, ciao. Un saluto da Bless Oblige, Madame Monsieur, comment ça va, tout va bien? Tutto bene, dimmi tutto. Ecco, qui sulle frequenze, magiche frequenze di Radio Libertà, la Talk Radio, il Zoom, il Drive Time, mezzo ai fatti insieme a te Antonino per il mio punto, il mio editoriale. Vai pure. Si comincia appena la settimana, questo 12 maggio 2025, quando sono da poco passate le 19, e allora perché non parlare della situazione attuale, quella proprio che riguarda la Santa Sede. Il punto di Michele Caruso. Dunque, Leone XIV, questo è il nome che è scelto, Papa François Robert Prévost, che è stato eletto a sorpresa Santo Padre. Così in continuità con Leone XIII, che in questo secolo così volle emanare l'enciclica Rerum Novarum, traduzione simultanea dal latino delle cose nuove durante la rivoluzione industriale, perché si desse importanza alla giustizia sociale, all'impegno sociale, soprattutto rivolto al mondo del lavoro. E dunque in continuità anche con Giuseppe Bergoglio, l'ex Papa, la cui dipartita è recente, Papa Francesco, Papa della gente, Papa della speranza, in questo che è pilare, che sta dalla parte della gente che ha più bisogno. Lui, le prime parole che ha pronunciato sono state la pace sia con voi, proprio perché si vuole porre come ponte, proprio dal latino appunto pontifex, farsi da ponte, come dialogo con i potenti della terra, dialogo tra le nazioni, perché non ci siano più barricate, non si costruiscono muri, ma dei ponti, perché non ci siano più guerre come in Medio Oriente, in Ucraina, ma invece prevalga il buon senso e dunque la pace. Papa Prévost, Leone XIV, ecco, lo ha detto durante l'incontro ai giornalisti in aula a Paolo VI, una comunicazione disarmata e disarmante, ci permette di condividere uno sguardo diverso sul mondo. Voi siete in prima linea nel narrare i conflitti e le speranze di pace, le situazioni di ingiustizia e di povertà. Per questo chiede di scegliere con consapevolezza e coraggio la strada di una comunicazione di pace. Tra l'altro questo è successo anche in Cappella Sistina, nella città di Vaticano, che è ospitata qui dalla Capitale a Roma, anche se lo Stato indipendente come sappiamo, e dunque il Papa così ha voluto anche ricordare di essere un agostiniano, seguace di quella Sant'Agostino che ebbe una vita dissoluta, ma poi si convertì dopo le famigerate lacrime di Monica sua madre. Ecco, cosa c'è da aspettarsi? Un Papa che possa veramente voltare pagina e che faccia sì che Averbi Stat Rex, e dunque che dalle parole si vada ai fatti. Un tuo parere, Antonino, da Michele Caruso, grazie e buona serata. Penso che sia un Papa che ci darà grandi soddisfazioni. Sta muovendosi a piccoli passi, sta lentamente
riportando in asse tutta una serie di fughe in avanti del suo predecessore. Lo fa con la sua autorevolezza, lo fa senza paragonarsi al predecessore, lo fa senza tirarlo in ballo, ma lo fa. Ha ripreso la macchina con la targa SCV1, per esempio, se ci avete fatto caso. Viaggia con la SCV1 rossa e di conseguenza si muove esattamente come si muovevano i suoi predecessori prima di Bergoglio. Va in giro, sì, è amichevole, però si sente che c'è una distanza tra lui e il popolo, c'è quel giusto distacco tra il Papa e i suoi fedeli, e questa è una cosa molto importante. Soprattutto ha messo Gesù Cristo al centro. Io ho molto apprezzato la sua prima omelia, in cui ha detto che la cosa più importante è che noi dobbiamo scomparire, intendendo appunto noi uomini di Chiesa e di potere della Chiesa, dobbiamo scomparire per lasciar trasparire Cristo. Questo è qualcosa che rappresenta un grande recupero del ruolo e della figura del Papa e naturalmente anche del suo ruolo nei confronti dei fedeli. E poi aspetto con molta ansia e ho molte attese per questa nuova enciclica che vorrebbe fare a proposito dell'intelligenza artificiale e naturalmente anche qui le sorprese molto probabilmente non mancheranno. Grazie del tuo contributo. Abbiamo il telefono sempre aperto, se avete voglia, 302 9294 7222, oppure se preferite, naturalmente, potete tranquillamente mandare delle zapp al 340 670 9659. Abbiamo ancora 4 minuti prima di dare voce a Carla De Bernardi. Ancora un altro aggiornamento per quanto riguarda le agenzie. Le notizie più o meno sono sempre quelle di una trentina di minuti fa. Saltano fuori, dice l'ANSA in edizione inglese, non ho capito perché, sono saltati fuori dei vecchi post del fratello del Papa, Louis Prevost, che a quanto pare sarebbe MAGA lui, sarebbe Make America Great Again, e aveva attaccato, definendoli comunisti, Obama e Pelosi. Si presenta benissimo. Cosa c'è scritto sull'ANSA? Sono stati pubblicati dai quotidiani americani quest'oggi alcuni post che mostrano il supporto per il movimento MAGA da parte di uno dei fratelli maggiori di Papa Leone, cioè Louis Lou Prevost. Lou Prevost vive a Port Charlotte, Florida, e di recente ha condiviso dei meme MAGA e degli insulti contro l'ex presidente Barack Obama e l'ex speaker della Camera Nancy Pelosi. Il Daily Beast ha trovato appunto questi post di lui che sono ancora visibili sulla sua pagina social media. Questi fottuti liberal che piangono per i dazi sono incredibili. Non lo sanno che c'è qualcosa chiamato video, lo ha scritto all'inizio di aprile il fratello maggiore del Papa, alludendo ad alcune, diciamo così, insinuazioni sul fatto, non sono mai state provate, attenzione, che Paul Pelosi a quanto pare avrebbe avuto una relazione omosessuale con il suo assalitore David DePape. In un altro post lui suggerisce che i suoi amici di sinistra che piangono per la vittoria di Trump si dovrebbero ibernare per i prossimi 4 anni. Mi sta simpatico Lou Prevost, non so a voi, ma a me sì. Parlando di Obama e dei democratici, scrive che they suck, ve lo traduco, to suck significa in questo caso fanno cacare. Questo è un mito, quest'uomo. Sono soltanto a un passo di distanza dall'essere dei comunisti scoppiati e vorrebbero distruggere completamente il nostro stile di vita e trasformare questo paese in una dittatura e in un paese razzista in un colpo solo.
Ancora, molto spesso lui parla del Partito Democratico finito schiavo dei comunisti. In uno, per esempio, Lou Prevost scrive che Kamala Harris e i democratici distruggeranno l'America e ne saranno orgogliosi, mentre in un altro dice che quando la nostra nazione è stata fondata, prima che i liberal prendessero il potere e distruggessero le nostre scuole, tutti questi democratici di estrema sinistra sarebbero stati intinti nel bitume, nella pece e nelle piume, e sarebbero stati portati fuori dalla città in groppa degli asini, o peggio sparati o impiccati per aver distrutto le vite della gente in questo cattivissimo modo. Ecco, essere spalmati di pece e ricoperti di piume era la punizione nel West che si faceva per i bari. Dopodiché passa a contenuti anti-vax ed anti-woke. Un video di un'istituzione mentale accompagnata dalla didascalia: ecco dove vivevano i woke prima degli anni 70, cioè tutti in manicomio. Scusate. Lui non ha permesso, non ha permesso far trasparire il suo spirito MAGA nell'intervista col New York Times dopo l'elezione di suo fratello. Sembra ieri che lo stavo spingendo giù per le scale, adesso è il Papa. Il più anziano dei Prevost, che ha ammesso di non essere un pacifista come suo fratello, ha suggerito al New York Times che Leone sarà un po' più conservatore del suo predecessore. Direi che stiamo partendo benissimo se questo è il fratello. Va bene, gente, ci rivediamo domani alle 7:30. Scusate, io vado a ridere forte in bagno dopo aver letto i post del fratello del Papa, perché questo deve essere un mito, io lo devo conoscere. Va bene, adesso la grande città con Carla De Bernardi, parliamo di Sant'Agostino per restare in tema, il battistero del Duomo di Milano. Poi ci salutiamo con Amy Stewart, You Really Touched My Heart, 1979. Appuntamento domattina alle 7:30 con la rassegna stampa. Vi voglio bene, grazie per essere stati con noi e ricordate che the best is yet to come, il meglio deve ancora venire. Vi ha parlato Antonino Danna, buonasera. Va ora in onda La grande città con Carla De Bernardi. Si può vivere anche a Milano, nel cuore della città. C'è tanta gente in giro per le strade, c'è tanta elettricità, sia tutto portata di mano. Non si scappa dalla realtà. Alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. Allora, questa sera elegantissima come sempre e soprattutto meneghissima come sempre la nostra Carla De Bernardi, che ho il piacere di ritrovare per questo appuntamento con La grande città. Ben trovata, come stai? Io bene, caro, benissimo. Quando sono in linea con te, sempre benissimo. Grazie, la cosa mi lusinga molto. Per adesso Sono ancora... molto sincera. Grazie, per adesso non possiamo mettere ancora lo sfondo, ma ci stiamo attrezzando con la chroma key, quindi tra qualche puntata rivedrete anche me in diretta con Carla. Allora Carla, io ti porto a vedere questo posticino qui, vediamo se che sensazioni ti dà questo posticino. Che cos'è? Allora, questo posticino mi fa pensare che siamo nel sottoterra. Sì. A Milano, in una zona che definirei Piazza Duomo. Sì. Sotto il Duomo di Milano, io direi. E è un luogo che io ho visitato una volta sola, lo riconosco perché ci sono stata, mi ricordo questa vasca, sì. È il battistero di San Giovanni alle Fonti, sotto il Duomo. Esattamente. Ci ho azzeccato? Sì. E ne Accendiamo? parliamo. Lo accendiamo? Lo accendiamo e hai vinto, perché questo qui è il battistero di San Giovanni alle Fonti del Duomo di Milano,
dove è stato battezzato un santo che oggi è molto caro all'attuale Papa, cioè Sant'Agostino. Qui i due giganti del cristianesimo, Sant'Agostino e Sant'Ambrogio, si sono incontrati la notte del 25 aprile dell'anno 387, notte di Pasqua, e Agostino si è convertito ed è diventato un cristiano e si è battezzato, perché tra l'altro a quel tempo nella stessa notte tu ricevevi tutti e tre i sacramenti dell'iniziazione cristiana, prima questo, poi la cresima e dopo l'Eucarestia. A questo punto io, se tu mi lasci andare, vado, insomma, perché questo è un posto nel quale ho portato tante persone quando facevo la guida al Duomo di Milano. Intanto, vai. questo posto Poi... Grazie, questo posto è visibile dalla fine degli anni 60 e ha avuto una vicenda molto curiosa, perché vi spiego. Il battistero del Duomo di Milano, appunto il battistero di San Giovanni alle Fonti, qui vedete questa fotografia che è stata scattata nei primi anni 60 mentre si scavava la metropolitana, la linea 1. Il fatto è che quando questa fu un felice ritrovamento dovuto appunto ai lavori per la metropolitana, perché se no il battistero non sarebbe stato mai più ritrovato, si era persa memoria della sua esatta posizione. Pensate che addirittura nel 1870, proprio nel bel mezzo di dove si trova il battistero, era stata passata la fognatura e avevano trovato qualcosa, ma non si erano resi conto che questo fosse il battistero di San Giovanni alle Fonti, appunto vicino alla Basilica di Santa Tecla, che si trovava spostato un po' più avanti rispetto al Duomo di Milano. Non avevano capito che era un luogo praticamente clou della vita della cristianità primigenia, e avevano ricoperto tutto. Poi dopo la guerra, quando si è deciso di costruire la metropolitana, si è usato il famoso metodo Milano, cioè scoperchiare le strade, fare la galleria, ricoprire tutto. Quando hanno scoperchiato in Piazza del Duomo, finalmente hanno trovato il battistero. Hanno trovato il battistero e soprattutto a quel punto è intervenuto l'allora arcivescovo di Milano, il cardinale Montini, cioè il futuro Paolo VI, oggi santo, il quale ha detto: fate quello che volete, ma questo posto deve essere preservato a qualsiasi costo. E infatti il cardinal Montini è riuscito a salvare appunto questo antichissimo battistero, e soprattutto, una volta salvato il battistero, pensate che è stato usato anche nel 1987 dal cardinale Carlo Maria Martini per amministrare alcuni battesimi. Come funzionava? Vedete, questo è il centro del battistero e la particolarità è che al centro di questo battistero, che è oggi visitabile, lo potete visitare in Duomo, la vasca è a forma ottagonale. Perché è a forma di 8? Perché vedete, 7 sono i giorni della settimana. E nel computo canonico si parte dalla domenica e si arriva naturalmente al sabato. Ma poi, quando arrivi a quel sabato, 8 perché 8 è l'infinito, ma 8 perché l'ottavo giorno è la domenica senza tramonto, che sarà appunto dopo l'Apocalisse, quando cieli e terra saranno rifatti nuovi. Quindi è una promessa di eternità. Ecco perché ha una forma ottagonale. La particolarità di questa vasca... Ottagonali, i battisteri erano sempre ottagonali, no? Mi risulta. Sì, certo. E la vasca, appunto... non sempre, spesso. C'è questa idea del numero 8, appunto, che è inteso in questo senso. La seconda cosa, voi vedete qui dove sto puntando con il mouse, vedete qua la frecciona del mouse. Qui c'è un buco che corre tutto attorno alla vasca, perché questo era il buco, era il tubo che portava, questo era il carico dell'acqua dentro la vasca, e questa qui in primo piano è la colonna di scarico dell'acqua. La particolarità è che siccome si fa il battesimo a Pasqua in piena notte, e Pasqua sapete che cade
tra il 25 di marzo e il 25 di aprile, l'acqua arrivava riscaldata perché Ambrogio, che era uno che prima di convertirsi aveva conosciuto anche i lussi della vita e così via, aveva fatto fare un locale caldaia fuori dal battistero dove l'acqua veniva riscaldata e portata alla giusta temperatura dentro questa vasca ottagonale. E poi come funzionava? Il battesimo veniva eseguito a quel tempo per immersione. Sul lato sinistro dello schermo, voi non potete vederla, comunque c'è quel che resta di una scala, e sul lato destro dello schermo, più o meno qui, c'è un'altra scala o i resti di un'altra scala che permettevano l'uscita da questa vasca. Quindi come funzionava? Sant'Agostino è arrivato qui, ha sceso le scale ed è entrato nella vasca piena d'acqua. Qui in questo punto, dove c'era la fonte dell'acqua, Sant'Ambrogio lo ha preso e lo ha immerso completamente nell'acqua, battezzandolo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Ovviamente aveva benedetto l'acqua. Dopodiché Agostino è risalito da questa scala ed è uscito cristiano. Poi si usciva qui sul lato destro, ci si andava ad asciugare e dopo si passava in basilica proprio per seguire la Santa Messa di Pasqua, ricevere la cresima e poi l'Eucarestia. Quindi questo posto, se voi pensate a Leone XIV, è legato non a filo doppio, a filo triplo o quadruplo con l'attuale pontefice, e sarebbe bello vederlo tornare proprio qui sulle orme del santo che lui ama particolarmente, anche perché fa parte dell'ordine degli agostiniani. Quindi la storia del cristianesimo è passata da questo posto, e questo posto voi lo potete tranquillamente visitare con un semplice biglietto, e naturalmente vi invitiamo a prendere anche la guida in modo tale che la guida vi porta e vi fa visitare il luogo. Ovviamente è transennato, quindi nessuno può infilarsi, camminare, calpestare, però ripeto, questo è uno dei posti probabilmente più carichi di significato nei confronti della cristianità, e tutto questo grazie alla costruzione della linea 1 della metro. Da notare che oggi qui, dove è stato ricoperto, sul granito che copre appunto quest'area, questa tra l'altro, questa zona qui è una necropoli, perché era la necropoli dietro la basilica di Santa Tecla. Vedete che ci sono i loculi ancora, alcuni coperti, altri scoperchiati. Qua era Santa Tecla, quel poco che ne resta dell'abside, questo era il battistero, e da queste parti c'era il locale che serviva per riscaldare l'acqua. Ecco, la particolarità di tutto questo, ora possiamo togliere la condivisione, è che appunto sul granito della piazza voi vedete per terra che sono state riprese le linee di ciò che c'è sotto. Quindi voi camminate e sopra il sagrato potete farvi un'idea di quello che c'è sotto con il battistero con il battistero alle fonti. Carla, adesso tocca a te, perché io la mia parte l'ho Devo fatta. farti una domanda, Dimmi. ti voglio fare una domanda. L'acqua da dove arrivava? L'acqua arrivava, credo, L'acqua dalle condutture delle terme, ma non vorrei sbagliarmi. credo anch'io, perché lì c'erano le terme Erculee, no? Sì. Di cui Però- ci sono ancora dei resti in Corso Vittorio Emanuele, ci sono i resti delle terme Erculee. Sì, E secondo me da lì arrivava l'acqua perché erano molto vicini, no? sì. Ed è Le stata... terme Erculee, Dimmi. no, sto guardando le terme Erculee da quale roggia prendevano l'acqua, perché arrivavano da un fontanile piuttosto che aspetta, che prima non sono andata a vedere, ecco, le terme Erculee, sono tra Piazza San Babila e Piazza Duomo, no? Sì, Corso siamo Vittorio lì. Emanuele, non so se li hai mai visti i resti, è poca roba, No, i c'è un resti no. muretto di mattoni. Ecco, le acque provenivano dal corso dell'Acqua Lunga, una roggia che proveniva da nord-est, oppure dal fiume Seveso. Ecco. Ecco. E secondo me dalle terme Erculee arrivavano poi erano attaccati al San Giovanni alle Fonti. Appunto, e la particolarità di tutto questo è che era un battesimo, potremmo dire, climatizzato, perché l'acqua era portata a temperatura. Era calda. Quindi
Quindi non morivate E di avevano, freddo nel diventare cristiani. avevano anche l'accappatoio con le iniziali come nei grandi alberghi. Quello Sto no, però scherzando, ecco, qui mi dai anche qua un altro là. Da notare che la particolarità è che tu ricevevi il battesimo intanto se eri diventato un adulto, non lo davano ai bambini, ma certo. soprattutto, e siccome era battesimo per immersione, prima si faceva sia un battesimo solo per i maschi e un battesimo solo Esatto. per le donne. E la Esatto. particolarità è che per evitare che un rito sacro diventasse, Dio mi perdoni, Miss Maglietta Bagnata, c'erano le diaconesse. Le diaconesse, di cui si è tanto parlato, specialmente nell'ultima parte del papato di Papa Francesco, le diaconesse erano scelte generalmente tra le vedove o tra le nubili di provata, insomma, moralità, e la loro particolarità, ed è questo che trae molti in inganno, la loro particolarità è che intanto non erano consacrate, quindi è inutile che stiamo a fare discussioni sul sacerdozio femminile, nella Chiesa Cattolica non c'è mai stato. Le fonti che abbiamo, tra l'altro, 9 dicono che non erano consacrate, una sola dice di sì, e il loro compito era, oltre ad assistere la comunità facendo opere di bene, opere pie, era appunto quello di asciugare le donne una volta ricevuto il battesimo. Questo era il loro compito, per una questione di decenza. Dopo che le donne venivano immerse, chiaramente poi subito dopo venivano condotte in un'altra stanza dove si spogliavano, si asciugavano, venivano asciugate dalle diaconesse e rivestite, poi proseguivano anche loro il loro cammino di iniziazione cristiana. Quindi questo lo diciamo a beneficio di quelli che ancora parlano di sacerdozio alle donne. Le diaconesse avevano questi compiti qui e in quel posto operavano quando c'erano le donne che si battezzavano. Questo lo diciamo per chiarezza, diciamo così, di tipo storico. Bene, sì, importante. Allora, grazie di questa illuminazione sul battistero. Oggi io sono passata dal Duomo Ah, che perché stavo bello. andando, non mi ricordo dove, e stavo andando in statale e c'era una grande coda per entrare al battistero di San Giovanni alle Fonti. Perché è sul retro, no, del Duomo, lo sai, e quindi c'era una grande coda. Io vorrei aggiungere un paio di robe, se Prego. me lo consenti. A parte appunto ricordare che Agostino in questo momento è sugli spalti per via del nostro nuovo Papa. Agostino è molto, noi camminatori siamo molto devoti ad Agostino, perché Agostino, tra le tante cose che ha scritto, a un certo punto scrive, mi sembra sia un alleluia, come un testo dove dice canta e cammina. Sì. Canta e cammina è una cosa che noi abbiamo adottato, perché lui dice, scrive come sogliono i viandanti, canta e cammina. E quindi questo io lo riporto anche nel mio libro sul Cammino di Santiago, perché è proprio una cosa che mi ha molto impressionato, questo fatto che lui dice fate come i viandanti, cantate e camminate. Io peraltro sono stonata, però diciamo che è una cosa che mi piace fare. Quello che vorrei aggiungere, se mi consenti, è che intanto un piccolo aneddoto degli amici del Monumentale, perché noi 3-4 anni fa al Monumentale abbiamo fatto una serata che abbiamo offerto alla città gratuita, avevamo uno sponsor che era la società, la Socrem, e poi con i nostri fondi, diciamo, di raccolta fondi, abbiamo offerto alla città uno spettacolo che si chiamava Ambrogio e Agostino a Milano, ed era fatto sull'Ape Car di Giacomo Poretti. Tu sai che Giacomo Poretti ha questo teatro sull'Ape Car, l'Ape Car è il suo palcoscenico e fa dei monologhi. Non so se li farà anche quest'estate, comunque quell'anno lì abbiamo inserito l'Ape Car all'interno del cimitero nel piazzale con un'orchestra sullo sfondo che suonava, e Giacomo ha fatto questo bellissimo monologo che ovviamente era un testo teatrale che lui ha scritto su Agostino e Ambrogio, perché come dicevi tu prima, Agostino viene battezzato da Ambrogio, mentre Ambrogio era stato battezzato nel 374, quindi Sì. lui viene come si chiama?
Agostino viene battezzato nel 387, la 387, Veglia sì. Pasquale, e invece Ambrogio viene battezzato nel 374 nel battistero di Santo Stefano alle Fonti, Sì, che era l'altro battistero che c'era a Milano. Tra l'altro, tu prima citavi Santa Tecla e Santa Maria Maggiore erano le due basiliche che non ci sono più, sì, che sono state sostituite sostanzialmente dal Duomo, no? sì. La cattedrale di Santa Tecla era detta Basilica Vetus e la cattedrale di no, Santa Maria Maggiore e Santa Tecla era detta Basilica Maior, e erano vicinissime, allora si usava così, ed erano appunto dove adesso c'è il Duomo. E Agostino viene battezzato lì insieme al figlio. Lui aveva un figlio, perché Agostino, quando arriva in Italia con sua mamma Monica, o la mamma Monica poi lo raggiunge, aveva vissuto 15 anni con una donna che aveva poi anche sposato, ma da cui aveva avuto un figlio quando lui era giovanissimo, era ancora adolescente, aveva Sì. credo 17 o 18 anni, e l'aveva chiamato Adeodato, che poi morirà questo ragazzo, non so a che età. E poi lui aveva un allievo che si chiamava Alipio, e quindi quella notte lì della Pasqua del 387 vengono battezzati tutti e tre, Alipio, Adeodato e il nostro Agostino, tutti e tre con la A, le tre A. E questo incontro tra Agostino e Ambrogio, come dicevi tu prima, è stato molto importante. Agostino poi più tardi verrà, come si dice, ordinato sacerdote, e poi andrà a finire i suoi anni come vescovo di Ippona, no? Lui era originario di una località che oggi è in Algeria, allora non so come si chiamasse, comunque la Tagaste. località si chiamava Tagaste, attuale Algeria, però lui è stato a lungo in una località che oggi noi chiamiamo Cassago Brianza. Lui si era ritirato a Cassago Brianza, che aveva un nome antico, che adesso ti dico, se lo trovo, Cassago Brianza, Brianza, e lui era lì ritirato con Adeodato e ecco, Cassago Brianza, vediamo qua mi dice gli alberghi di Cassago Brianza, eccolo qua, si chiamava, porco cane, vediamo se è così, Cassiciaco. Ne parla nelle sue opere Agostino di Ippona, che qui avrebbe dimorato mentre si preparava al battesimo. Cassiciaco, oggi Cassago Brianza. Visto che io la storia di Ambrogio l'ho raccontata nel mio libro Storia di Milano, mi fa piacere ricordare un attimo quello che successe, perché lui diventò, come si chiama, arcivescovo, era arcivescovo? Sì, Ogni tanto mi vengono i dubbi. Sì, quando ci fu morì il vescovo di Milano che si chiamava Aussenzio, che era un ariano. C'erano queste due fazioni a Milano, no? Gli ariani che venivano considerati eretici in qualche modo, e poi c'erano i cattolici, i cristiani, scusami, i cristiani. Ambrogio era cristiano e Aussenzio era ariano. In quel momento, quando Aussenzio muore, naturalmente si scatenano le faide, perché gli ariani volevano un vescovo ariano e invece i cristiani volevano un vescovo cristiano. Ambrogio va in chiesa, non ti so dire quale chiesa perché non l'ho mai trovato da nessuna parte in quale chiesa va, probabilmente in una di queste basiliche, e per tenere calmi gli animi, perché sapeva che erano tutti un po' molto eccitati da questa successione. sì. E un bambino urlò Ambrogio vescovo, Ambrogio vescovo. E allora tutta la folla decise che questo era un segno, questo bambino che urlava Ambrogio vescovo, e che Ambrogio doveva diventare vescovo, ma lui non voleva diventare vescovo, tant'è che sembra, la leggenda dice che per non diventare vescovo avesse organizzato un festino con delle ragazze di facili costumi, e aveva reso pubblica questa cosa in maniera che si dicesse che lui non era degno di diventare vescovo perché faceva questi festini, quelli a cui oggi purtroppo siamo abituati ai festini, no? Ne succedono di tutti i colori. All'epoca forse non era così frequente, ma lui organizza un festino per poter dire guardate, non sono degno di diventare, lui non voleva diventare vescovo, e invece poi alla fine il suo imperatore,
che era, come si chiama l'imperatore a quell'epoca? Era, mo te lo dico, Fabio Valentiniano, ecco, Fabio Valentiniano lo convince a diventare vescovo. E quindi questa è la storia di Ambrogio. Tu sai che io tra l'altro stamattina proprio alla statale ho visto e l'ho rifotografato, aspetta che te lo mando per WhatsApp, così se riesci ce lo fai Sì, vedere. sì. C'è una bellissima statua di Ambrogio. Allora, aspetta, WhatsApp Antonino, eccoti qua, Antonino, allega, vediamo se riesco a mandartelo. Eccolo qua, guarda, te ne mando due. Questa è la statua di Ambrogio fatta da Adolfo Wild, un grandissimo scultore di cui al Monumentale ci sono 7-8 opere, un artista veramente straordinario. E entrando al scusami, al Statale, giri a sinistra e c'è subito questa grande nicchia, questo nicchione, nel quale c'è questo Ambrogio di Adolfo Wild. Ambrogio che calza dei sandali e con il piede, direi sinistro, schiaccia una specie di serpente, e invece poi ha il bastone pastorale in mano e nell'altra mano, nella mano sinistra il bastone pastorale, e nell'altra mano ha uno strano aggeggio Eccolo. che non ho mai capito cosa sia, lo vedi? Era qualcosa di legato alle api, perché Ambrogio è il patrono delle api. Lo sai perché vedi il sandalo che Sì. schiaccia il serpente, quel che l'è, e poi il pastorale in ferro, molto semplice, e poi questa specie di flagello, ecco, è un flagello, Sì, di un po' eccolo qui. eccolo lì, che se non mi ricordo male, nel mio libro l'ho scritto che cos'è, perché l'avevo trovato, ma è qualcosa che riguarda le api. Vedi che ha un po' la forma di un'arnia, e ricorda l'arnia, perché Ambrogio è il patrono delle api. E ti stavo chiedendo, tu lo sai perché è il patrono delle api? Forse perché quando era bambino un'ape gli aveva unto la bocca di miele, come successe a Esattamente, più che Platone, tra un'ape, l'altro. sì, più che un'ape, proprio uno stormo di api. Mentre lui era nella culla, era lì con la boccuccia aperta, è entrato uno sciame, non uno stormo, uno sciame di api nella sua bocca e non l'hanno punto, gli hanno depositato del miele in bocca. E il padre di scusami, di Ambrogio, da questo presagio ne trasse il fatto che Ambrogio sarebbe stato un grande predicatore. Vedi com'è bella questa statua, è molto grande, sarà alta 3 metri, bianco candido, molto ben conservata perché è in una nicchia, e vedi che lui ha al posto degli occhi delle fessure, Sì, perché Adolfo Wild era un artista molto particolare. Lui era il figlio del portinaio di Palazzo Marino. Fu mandato a 8 anni a studiare a bottega da un orafo, perché non potevano mantenerlo. Lui impara il lavoro a bottega, studia anatomia, studia l'arte antica e diventa un artista autodidatta che prenderà spunto da grandi periodi artistici come il Quattrocento, il Laurana, ma poi anche tutti quelli successivi, per cui creerà un'arte sua particolare che è stato celebrato qualche anno fa alla Galleria d'Arte Moderna e prima ancora a Parigi, perché l'hanno riscoperto i francesi, perché in Italia era un po' considerato un artista non minore, ma insomma scomodo, perché non si riusciva a inserirlo in una corrente, no? Quando i critici non riescono a inserire un artista in una corrente, lo trascurano, perché così non corrono il rischio di doversi impegnare. E a Milano ci sono parecchie cose di Adolfo Wild, c'è il famoso citofono di via Serbelloni, che è un grande orecchio di bronzo enorme, dove si vedono anche dentro gli ossicini dell'orecchio. E quello è stato il primo citofono milanese, perché dietro questo grande orecchio di bronzo che è sulla strada in via Serbelloni, in zona Porta Venezia, c'era il portinaio, quindi uno parlava nell'orecchione di bronzo e come si fa adesso diceva voglio andare dal signor Rossi, dal signor Bianchi, dal signor Verdi. E poi ha fatto anche altre cose a Milano, Wild, e al Monumentale appunto ti dicevo ci sono ben 8 statue.
monumenti. Lui fondò la scuola del marmo a Brera, Sì. perché divenne appunto anche un professore molto importante. E tra i suoi allievi c'era Lucio Fontana, anche Ah, l'uomo Fausto dai Belotti, tagli. ma quello che ci interessa è Fontana, perché vedi gli occhi di Sant'Ambrogio sono proprio dei tagli, cioè l'opera d'arte comunica l'interno dell'opera con l'ambiente circostante attraverso gli occhi e le bocche. Wild taglia sempre gli occhi e le bocche delle sue sculture, e Fontana prenderà spunto da questi tagli per fare poi quelli che sono i tagli spazialisti e i fori dei concetti spaziali, eccetera. Quindi proprio il legame tra Fontana e il suo maestro Wild è proprio questo, dei tagli che Wild fa per primo e Fontana poi elabora il manifesto dello spazialismo quando tornerà dall'Argentina, dove era andato durante la seconda guerra mondiale. No? Quando torna, pubblica questo manifesto dello spazialismo a cui aderiranno Enrico Bai, Roberto Crippa e tanti altri autori. Lui sarà sempre il più importante e si caratterizzerà proprio per questi famosi tagli che hanno origine da Wild. Una cosa che dicevo 2 giorni fa, che ero al Monumentale appunto con un gruppo e guardavamo questa bellissima Vittoria alata di Fontana, che riprende la Nike di Samotracia, anche se interpretandola in un modo diverso, però il modello è la Nike di Samotracia. E dicevo a queste persone ridendo che c'è un sacco di gente che dice i tagli di Fontana ero capace di farli anch'io. Allora, non è così, perché non è che i No, tagli di Fontana siano un taglio della tela e au revoir merci. C'è tutta una tecnica che lui ha elaborato, perché quei tagli lì non si devono slabbrare, no? Quei tagli lì certo. devono essere molto netti. Io ho visto dei Fontana dal vero, come tanti quando si va alle mostre di arte contemporanea, e sono bellissimi perché questi tagli sono proprio talmente netti, talmente secchi, talmente precisi che appunto chi dice potevo farlo anch'io dice una sonora cretinata. E quindi proprio stamattina guardando questo che poi questo Ambrogio di Wild lo si trova anche al Sacrario dei Caduti di, eh, di Milano, che è dove c'è la Cattolica. Se tu guardi la Sì, Cattolica, sulla destra c'è il Sacrario dei esatto. Caduti, Ci che è sono stato fatto stato. da Muzio, Buzzi e altri 2 o 3 autori di quel calibro lì, architetti di quel calibro lì, che ricorda i caduti della prima guerra mondiale. C'è una cripta, all'ingresso c'è questo grande Sant'Ambrogio, esattamente come quello che abbiamo visto prima, ma in bronzo. E poi c'è una lanterna in alto, puoi salire fino in alto, e poi c'è una cripta. E nella cripta sono incisi nel bronzo su grandi lapidi tutti i caduti della prima guerra Sì, mondiale, tra cui 3 zii miei, intesi proprio come fratelli di papà, Lamberto, Carlo e Vittorio De Bernardi. E Lamberto De Bernardi è una delle 10 o 12, non mi ricordo esattamente quanti siano, medaglie d'oro della prima guerra mondiale. Quindi questo mio zio è stato veramente un eroe, perché anche gli altri hanno preso delle medaglie, 5 o 6 medaglie fra tutti hanno preso. Io poi le ho viste sempre in casa. Adesso le ho regalate al Museo della Guerra di Rovereto, hai fatto perché bene. mi sono resa conto che se le lasciavo in giro finivano a un mercatino, prima o poi. E allora le ho regalate al Museo della Guerra, tra cui la medaglia d'oro. Medaglia d'oro però, che non era già d'oro, perché la nonna aveva regalato la medaglia d'oro quando il duce ha Alla raccolto patria. tutto l'oro per l'oro alla patria per la guerra d'Etiopia. Lei aveva regalato la medaglia d'oro, e quindi era una medaglia di bronzo che però era la medaglia d'oro al valor militare, ed è una delle Eh, storie di famiglia. Guarda, aspetta, ti faccio vedere una cosa, perché sto qua, sì. senza fartela vedere, i miei 3 zii, Ah, si riescono a 2 vedere? bersaglieri. Tutti e 3 bersaglieri, Ah, tutti e 3 bersaglieri. Alberto, Carlo e Vittorio, infatti io mi chiamo Carla perché, in onore a questo, erano fratelli di papà. Papà, quando loro partono per la guerra nel 1916-17, quando è,
e muoiono tutti e tre in quegli anni lì a raffica, uno dietro l'altro, come sai, il soldato Ryan. Papà non partì perché aveva 9 anni. Papà nasce Certo. nel 9 e quindi nel 16 aveva 8-9 anni, 7-8-9 anni. Quindi papà si salvò perché era troppo piccolo, ma i suoi 3 fratelli morirono tutti nella guerra. Tra l'altro al Monumentale c'è una grande lapide che li ricorda. E anche alla scuola Ruffini, perché loro andavano alla scuola di via Ruffini, e al Gonzaga, in tutte e due, c'è una lapide che li ricorda. Per Carla, cui sono per molto orgogliosa chiudere, di questi zii. e fai benissimo, onore a loro. Carla, per chiudere, di che cosa parleremo prossima settimana? Non lo so, adesso ci pensiamo, perché sai che le idee vengono poi riflettendoci, no, ti viene una folgorazione come questa di Agostino. Non avessero eletto un papa agostiniano, non mi sarebbe mai venuto in mente di parlare di Agostino Ambrogio. No, volevo anche ricordare, prima che chiudiamo, visto che Sì, l'abbiamo saltato la settimana scorsa, che c'è stato l'anniversario della morte di Napoleone, che Napoleone a Milano è 5 stato molto maggio. importante, a parte che Mm, è stato incoronato, no? sì, A Milano. E poi ha fatto l'Arena, ha fatto l'Arco della Pace, il Foro Bonaparte, in via Monte Napoleone dove c'era come si chiama, la Banca dei Pegni. Quindi Napoleone è stato poco a Milano, perché sappiamo che è durato meno di 19 anni il suo regno, fra tutto, quando crea la Repubblica, prima Cispadana, poi Cisalpina, poi arriva a Milano nel 1797, mi pare, sì, e poi sappiamo come finisce la sua storia, e la morte è avvenuta appunto il 5 maggio del 21 e celebrata da Manzoni, il quale infatti, Manzoni, come tu sai, è nel Famedio del Monumentale. E quindi infatti. si ricollega tutto. Io amo sempre fare queste trame milanesi, come sai. E quindi Molto oggi tra bene. il Duomo, il cimitero, il Famedio, Manzoni, Napoleone, abbiamo messo insieme quanti secoli di storia, dal Tanti 300, direi, dal 300 d.C. al almeno, 1821. almeno 15. Almeno 15. Quindi adesso ci faremo venire in mente qualcosa per la prossima settimana. Benissimo, allora lunedì prossimo, grazie Carla e seguitela con Grazie a tutti Inchè, coloro che ci ascoltano, grazie grazie, mille. Inchè la Grazie newsletter del Corriere Antonino. della Sera, grazie. Avete ascoltato La grande città con Carla De Bernardi. E la gente che vive, che lavora, che si diverte, che respira in mezz'ora da Piazza del Duomo, arrivi dove vuoi. Ma alle 4 del mattino Milano diventa un posto molto strano. Ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Avete ascoltato Zoom, il drive time in mezzo ai fatti. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
Da oggi la tua radio è ascoltabile anche con la televisione